Eccoci, siete pronti per un nuovo viaggio nel tempo? Torneremo indietro di oltre 30 anni, ai telegiornali proprio, diciamo così, degli anni 80, fine anni 80. Rivedremo notizie, informazioni, curiosità che magari molti di voi non hanno neanche mai conosciuto, altri invece hanno dimenticato, altri ancora ricorderanno magari anche con piacere. Insomma, un bel viaggio con due ospiti molto importanti e interessanti, condivideremo con loro appunto così queste notizie, cercheremo di rivederle assieme, cercheremo anche di pensare come poi si sono evolute e che cosa hanno insegnato in futuro. Tutto questo? Beh, cominciamo con la cronaca, naturalmente, dopo la sigla. Con l'interrogatorio di ieri alla madre della ragazza di Covolo, che nei giorni scorsi aveva denunciato di essere stata a lungo violentata, si è praticamente chiusa l'istruttoria da parte del sostituto procuratore Giovanni Francesco Cicero su questa vicenda che, se troverà conferme anche in sede di dibattimento, ha dei contorni a dir poco squallidi. Sono 7 finora le persone finite in carcere, di queste 3 chiamate a testimoniare sono accusate di reticenza, per le altre accuse più gravi. Oltre alla madre accusata di concorso in violenza carnale, vi è il suo convivente, nei confronti del quale il magistrato ha ampliato le accuse che vanno dalla violenza carnale allo sfruttamento della prostituzione. Nella squallida vicenda figurerebbe anche un anziano parente della ragazza e un amico del patrigno, ai quali la stessa ragazza sarebbe stata costretta a concedersi. Si sarebbe inoltre aggravata, a conclusione dell'interrogatorio di ieri, anche la posizione della madre, accusata di atti di libidine. 5 anni di violenze e sfruttamenti subiti dalla ragazza e solo l'aiuto di un suo intimo amico ha potuto indirizzarla verso l'assistente sociale di Pederobba, e di qui la denuncia ai carabinieri. Tutti i nomi ovviamente vengono taciuti nell'interesse della minore. Importante è sostenerla, diceva questa mattina l'assistente sociale. Quello della tutela, infatti, è argomento delicatissimo e può servire per spronare altri minori a denunciare casi come quello di Covolo, altrimenti taciuti per sempre. Era il 29 gennaio 1987, questa era una storia che viene da Pederobba. Con noi Raffaele Baratto, ex sindaco di Pederobba, oggi onorevole, benvenuto, buonasera. Buonasera. Se la ricorda questa storia? Me la ricordo, una brutta pagina di storia per il nostro comune, per il nostro territorio, e spero che queste storie che purtroppo tutt'oggi capitano vengano davvero in maniera forte punite, perché credo che sia assolutamente importante che queste non accadano. Ma una comunità, a quel tempo la comunità era abbastanza chiusa, la storia è stata difficile un po' da raccontare, se non fosse proprio perché la ragazza a un certo punto ha cominciato a confidarsi. Adesso è un po' cambiata, secondo lei, la società e anche le piccole comunità come Pederobba? Ma credo che tutte le comunità siano cambiate, ma comunque anche in quei periodi dopo, adesso non c'era internet, non c'erano telefonini. Esatto, quindi... forse mancava anche una comunicazione come oggi molto rapida, per cui credo che oggi sarebbe completamente tutto diverso. Adesso ci vediamo invece una Pederobba del 1981 e Pederobba, diciamo così, in quegli anni era soprattutto l'ospedale di Pederobba. Allora con il nostro regista vediamo insieme, eccolo qua, questo è l'ospedale, le immagini sono in bianco e nero perché proprio siamo veramente indietro nel tempo, sono tra i primi archivi. L'ospedale di Pederobba, quanto importante era e soprattutto poi qual è stata l'evoluzione, perché c'è stata questa scelta? Ecco, questo è una cosa molto importante che ricorda la storia del nostro paese in maniera forte, un ospedale che era molto importante per tutto il nostro territorio, che dava un servizio altrettanto importante. Quando ci fu la famosa riforma, la prima riforma della sanità, che ci furono i tagli di tanti ospedali, la Pedemontana, ricordo Valdobbiadene, Pederobba, Asolo, Crespano, fu un territorio che pagò. A quell'epoca dissero che bisognava tagliare per dare forza alla sanità nazionale, sanità veneta, ma soprattutto alla sanità nazionale, ma ricordo
a tuttora che certi territori non ebbero nessun taglio, mentre il nostro ebbe quel grande taglio che ma fu... adesso col senno di poi, intanto che cosa è diventata questa struttura? Oggi è una struttura altrettanto molto importante, credo sia un fiore all'occhiello del nostro territorio, ma anche della regione Veneto, sappiamo benissimo, gestito dall'ente Opere Pie. Quindi è una casa di riposo? Casa di riposo e una lunga degenza. Lunga degenza. Io spero... Ma la comunità quanto ha perso non avendo più l'ospedale lì in quella prima riorganizzazione, che poi ne è seguita un'altra, perché poi tra l'altro ricordano le cronache che questa riorganizzazione l'ha voluta a quel tempo Carlo Bernini, se non ricordo male. Esatto, fu una ristrutturazione che doveva andare a livello regionale, però volevo ricordare che dopo territori come Verona non ebbero gli stessi tagli che abbiamo avuto noi. E qui ne stiamo un po' di polemica. Sì, no, ma senza voler fare polemica, anche perché io sono uno che non è che un ospedale perché l'hai nel tuo comune devi tenerlo, io credo che sia bene fare una sanità molto forte, molto precisa, dove che se io ho bisogno di essere curato vado su un ospedale e vengo curato. Adesso voi per curarvi dove andate? Beh, credo che oggi con la ristrutturazione della sanità, credo che la sanità veneta intanto fate Montebelluna oppure andate verso Bassano? Montebelluna, Castelfranco. Va bene, allora adesso noi torniamo in studio velocemente perché con belle quelle immagini. Ma volevo dire che anche la sanità veneta, e chiudo, credo sia una delle sanità migliori a livello nazionale. Beh, poi lei che fa i confronti adesso che è giù a Roma. E quello viene davvero dimostrato. Allora adesso invece... Tra l'altro noi che nella nostra ULSS abbiamo anche una direzione molto importante che è il dottor Benazzi, che è anche un direttore che è molto vicino alla gente e sa tenere bene le strutture rispondendo alle esigenze del nostro territorio. Avevo visto prima cos'era ULSS 13 mi pare la vostra. Una volta. Sì. Cos'era Asolo? È 13, poi 8 adesso. Va bene, adesso invece parliamo di strade, perché c'è un servizio, andiamo un po' più avanti, dall'81 andiamo all'88, siamo sempre verso dicembre, perché si parla di una strada della Val Cavasia. Sentite questo pezzo e poi lo commentiamo in termini di viabilità del territorio. La comunità montana del Grappa vuole fare proseguire la nuova strada provinciale pedemontana numero 26 fino alla tangenziale di Bassano e dalla Valsugana. Nell'85 è stato approvato il progetto di massima che prevede anche la costruzione di un nuovo ponte sul Piave all'altezza della Cementi Piave tra Pederobba e Valdobbiadene. La strada servirebbe per smaltire soprattutto il traffico dei camion e dei mezzi pesanti, evitando il loro passaggio nei centri urbani dei 6 comuni. Per un certo periodo sembrava che l'arteria dovesse rimanere scritta nel libro dei sogni. Ora però c'è la concreta possibilità che l'opera possa essere iniziata nel medio periodo. La provincia di Treviso infatti sta predisponendo il piano della viabilità, nel quale dovrebbe essere inserita anche quest'opera. Dice il presidente della comunità montana Ottavio Bresolin. La comunità montana ha prevalentemente compiti programmatori, e cioè di analizzare quali sono i problemi per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni dei 6 comuni della comunità e affrontare, promuovere le iniziative che sono necessarie. La provincia mi sembra sia abbastanza intenzionata a portare avanti il problema del ponte e anche quello della strada, però il tutto è rinviato al piano della viabilità provinciale che è in elaborazione. Noi ci auguriamo che quest'opera venga inserita, sia quella della strada sia quella del ponte, venga almeno inserita nel piano, poi sulle priorità a livello provinciale credo sia giusto ragionare assieme agli altri perché credo che anche altre zone abbiano le loro esigenze. In tal modo si riuscirebbe a collegare le 2 comunità montane, quella della destra e della sinistra Piave, dando maggiore possibilità di comunicazione anche alle industrie locali e nel contempo favorendo altri insediamenti produttivi. C'è ancora qualche perplessità circa il tracciato della strada che dovrebbe proseguire da Possagno lungo Valle Organa, a sud dei comuni di Castelcucco e Crespano. Ma il presidente Bresolin a tale proposito rimane fiducioso. La difficoltà riguarda in particolare Crespano
e credo che l'amministrazione di Crespano abbia i suoi motivi che devono essere rispettati. Certo che il nostro compito è di arrivare a una proposta unanime se vogliamo poi arrivare alla realizzazione dell'opera. Come è andata a finire? Che non fu fatto né ponte né strada. Per cui... Quindi uno che arriva adesso cosa trova? Beh, No, una cosa io sicuramente credo- trova, se rivediamo poi il servizio verso la fine, lo svincolo di Pederoba non è più così. No, lo svincolo c'è la pedemontana che però muore di fatto a Cavaso, quella famosa strada che doveva passare via i centri non è più stata fatta, e il ponte che comunque oggi fatto dove era previsto non risolverebbe assolutamente i problemi. È il famoso ponte che oggi predichiamo del Che famoso... appunto il ponte doveva passare proprio esatto, in questa zona qui. Esatto, e dopo per la zona di Zecchei, però oggi sarebbe impensabile. Ecco, con i mentre vigneti. questa parte sulla c'è, destra, parte sulla destra che adesso prende la macchina, questa di fatto mi pare non c'è più tutto perché tutta quanto. la parte a destra è stata sostanzialmente cambiata. No, non c'è no, più... resta tutto uguale, No, qui come sì, c'è. ma sulla destra adesso hanno portato via tutto quanto dove c'era L'ex Fungai Montaia, esatto, l'ex Logorò tra l'altro per la zona lì. esatto. No, oggi quel ponte dove era previsto non risolverebbe assolutamente niente, e però parliamo di un ponte che sarebbe fondamentale, che sarebbe il ponte di Vidor, che quello Quindi secondo lei adesso la cosa migliore sarebbe cosa? Rimettere le mani sul ponte di Vidor? assolutamente fare quel ponte famoso dove tutte le nostre comunità stanno lottando ormai da decenni, perché credo che abbiamo davvero l'ultima opera fatta dal dopoguerra in poi in quel territorio, non la ricorda nessuno, credo, perché è un'opera che sarebbe davvero fondamentale, è l'unica bretella che risolverebbe est-ovest sul nord. Ma allora rifare il ponte lì dove è adesso oppure fare un ponte un po' più giù? No, c'è già il progetto un po' più sotto, un ponte nuovo. ponte che i conti fatti parlano intorno ai 60-70 milioni, credo che non siano assolutamente cifre eccessive, anche perché davvero risolverebbe quella parte di viabilità che oggi davvero è un dramma, sia per Vidor ma per quel ponte che, se avesse per sbaglio un danno serio, sarebbe un disastro davvero, anche perché quelle comunità hanno davvero tenuto in piedi anche la parte economica in periodi molto critici, con la questione fortunatamente dell'agricoltura con la zona del Prosecco. Adesso arriviamo anche lì. Dai 18 ai 25.000 veicoli giornalieri. Allora adesso invece ci vediamo ancora delle immagini però del centro di Pederoba. Siamo nell'89 e volevo sentire velocemente, guardando queste immagini, se secondo Raffaele Barato in realtà diciamo così il paese non è cambiato di molto. Qui siamo già un po' più avanti rispetto a prima, siamo nell'89, siamo 30 anni fa. Qui a Via Roma è uguale, sì. Sì, di fatto il paese non è cambiato molto. No, assolutamente. Come, diciamo, un po' come tutti i nostri paesi e i centri storici, no? Qui sì è cambiato, andiamo avanti. Qui È la strada per andare all'ospedale. Sì. Sì, qui così, Esatto. Era solo per dire che ci sono certe realtà che passano gli anni, passano i decenni e sostanzialmente rimangono sempre le stesse, magari può cambiare qualche attività ma in realtà non cambia molto. Qui sono proprio così degli spaccati. E la gente dentro mi diceva insomma non è cambiata sostanzialmente, un po' più aperta, però il senso di comunità è ancora molto forte a Pederoba. Ma questo credo che sia la forza delle nostre comunità nei nostri paesi, perché la gente qui è cambiato, la gente si è ristrutturata perché vuole bene proprio al proprio paese, cerca di vivere nel proprio paese, e questa è una fortuna per i nostri paesi e per le nostre comunità, che fanno sì che questi centri storici riescano a mantenersi e restare ancora vivi. Qua l'ospedale. Ecco perché io dico anche lì è cambiato, lì sono stati fatti poi se andiamo avanti è stata rifatta la palestra,
Ma Qui è e la proprio piazza, il sindaco. Lei nell'89 che cos'era? Consigliere comunale? Cosa faceva ancora? no, nell'89 non ero... Non era ancora sceso in politica? Forse sì, no, non mi ricordo, forse consigliere comunale. Va bene, adesso lo torniamo in studio, ci fermiamo un attimo, veramente un attimo per la pubblicità e poi ripartiamo perché, visto che Raffaele Barato è un onorevole un parlamentare, un deputato della Repubblica Italiana, vedremo invece i politici che venivano oltre 30 anni fa nei nostri territori, perché ci venivano soprattutto cosa dicevano. Dopo la pubblicità. Severo, essenziale, privo di retorica. Così Francesco Fabbri, senatore e amministratore locale, nel ricordo del vicepresidente del Consiglio Arnaldo Forlani. Fabbri è scomparso da 10 anni e il comune di Pieve di Soligo ha inteso commemorarlo con una cerimonia che si è svolta nel centro sociale di Solighetto a lui intitolato. Forlani, che di Fabbri fu amico e collaboratore strettissimo, ha ricordato la vita di colui che è stato un maestro per molti amministratori di oggi. Ha parlato delle esperienze vissute da Fabbri, che amichevolmente, come fosse ancora in vita, ha chiamato Francesco, dalla guerra alla deportazione in un lager nazista. Lo stesso vicepresidente del Consiglio ha scoperto un bassorilievo opera dello scultore Tony Benetton, che raffigura le fasi principali della vita civile e politica di Fabbri. Arnaldo Forlani era accompagnato dal sottosegretario agli interni Angelo Pavan e dal prefetto Scivoletto. Lo abbiamo avvicinato ponendogli una domanda precisa sulla staffetta alla guida del governo a marzo. Ecco la sua risposta. Ecco, rispetto a certi bizantinismi della vita politica attuale, credo che il nostro amico avrebbe reagito con indicazioni chiare e coerenti, come sempre faceva in queste circostanze. Alla commemorazione è seguita una cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale di Solighetto. Il sindaco di Pieve di Soligo, Antonio Padoin, ha annunciato nell'occasione che sorgerà una fondazione intitolata a Francesco Fabbri. 1987, allora la staffetta al governo, come risponde invece l'onorevole Barato dopo aver sentito cosa diceva Forlani oltre 30 anni fa? Beh, credo che quelle scelte che furono fatte allora, i risultati si vedono tutt'oggi. L'esempio è la Scopiave, che era gente che davvero aveva visto lontano, e anche perché se non avevi una visione molto chiara della politica e molto chiara anche dell'economia, perché questa è la verità, non potevi fare quelle scelte. Però il politico... Scelte che oggi questa politica non sa assolutamente fare. Nella Prima Repubblica, se tu chiedevi una cosa di proprio equilibri politici, la risposta di Forlani era veramente capitata, perché non si capiva assolutamente niente di che cosa sarebbe successo nella staffetta dell'87 tra DC e PSI. Allora, è il famoso politichese, no? Che è tutto, Ma c'è ancora a Roma? No, ma è peggio di prima, perché almeno prima facevano i fatti, avevano visione politica e lavoravano per le nostre comunità che avrebbero e hanno avuto i risultati. L'Asco di Francesco Fabbri è l'esempio, perché più esempio di così credo non esista niente al mondo, ok? Perché credo che anni ne siano passati e vediamo i comuni tutt'oggi cosa portano a casa, bilanci per fortuna, ok? La politica di oggi, visione pari a zero, perché fammi dire due cose, Lucio. Allora, sulla questione dei centri storici prima, noi mettiamo, oggi vengono fatte delle leggi che invece di andare a favore di chi può dare qualcosa in centri storici, le piccole attività che sono quelle che tengono vive i nostri paesetti, gli andiamo contro. Facciamo fatturazioni fiscali, mettiamo tutto sopra, invece di dare un incentivo a quei piccoli negozi che tengono vivi i nostri paesi. Questa non è sicuramente visione, questa è
una visione talmente miope di voler chiudere un paese. Allora adesso invece la visione, l'abbiamo sentita, l'abbiamo vista diciamo, a termini nazionali, con Francesco Fabbri ma anche con Forlani, sentiamo invece la visione un po' più locale. In questo caso stiamo parlando di un partito che è il Partito Socialista Democratico Italiano. Il 29 gennaio del 1987 riconfermava il segretario trevigiano, che era il sindaco di Santa Lucia di Piave, Bruno Bernardi. Sentite politicamente parlando cosa dice del PSD. Ieri sera dunque il PSD trevigiano ha nominato il suo nuovo segretario, nuovo per modo di dire perché è stato confermato alla guida Arturo Bernardi, sindaco di Santa Lucia di Piave. Bernardi, in una battuta, cosa sarà il PSD da qui in avanti? In una battuta non è facile spiegare che cosa sarà il PSD da qui in avanti. Noi abbiamo una linea nazionale scaturita dall'ultimo congresso che delinea tutta una strategia nuova per il Partito Socialdemocratico. Noi in sostanza abbiamo impostato nel 21° congresso la linea dell'alternativa riformista. Crediamo cioè che sia necessario in questa fase storica che l'Italia sta vivendo, dopo un'analisi autocritica profonda che abbiamo compiuto all'interno del nostro partito in questo congresso, pensare al futuro del Paese, e cioè al grosso problema che abbiamo di una democrazia ancora incompiuta. Si tratta in sostanza di creare le condizioni anche in Italia perché finalmente ci sia la possibilità di un ricambio democratico delle forze al governo. Come è andata a finire? Mi sembra che non sia cambiato nulla. Sono passati 30 e passa anni, con democrazia incompiuta, il ricambio, forse l'unico ricambio l'ha fatto Mani Pulite? Ma direi che però anche Mani Pulite non è che abbia cambiato la storia, perché dopo non mi sembra che tanto sia davvero cambiato. Io credo che anche chi doveva andare in Parlamento e aprire il Parlamento come una scatola di tonno, no? Non di sardine. Sì, è rimasta con le sardine dentro che vengono loro a mangiare i tonni, non altro poco. No? Senta, questa è una battuta. C'è nostalgia per i piccoli partiti tipo il PSD, per il pentapartito, per la Prima Repubblica politicamente parlando giù a Roma, voglio dire? Oppure io credo che la politica almeno aveva la sua dignità, dava un giusto significato a quel che voleva dire far politica, okay? E soprattutto dava un rispetto a tutta la struttura dello Stato, che oggi non c'è più. Questo non c'è più. Cioè è grave sentirlo dire da un deputato della Repubblica. Ma sì, ma perché quelli che dovevano cambiare assolutamente tutto hanno solo disintegrato e basta, ma non hanno portato delle cose propositive, non hanno portato una progettualità per il futuro per questo Paese. Anzi, l'unica cosa che sono stati capaci di portare è un reddito di cittadinanza che crea solo disuguaglianze e non crea posti di lavoro, che se invece avessero voluto davvero fare un ragionamento per questo Paese, dovevano dare un shock fiscale per far lavorare le aziende e creare posti di lavoro. Questa era la vera politica di chi voleva cambiare la politica. Senta, io adesso invece la porto su un altro piano e ci spostiamo verso Montebelluna. Qui si parla di un furto, il 31 gennaio del 1987 il furto riguardava la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna. Guardate il servizio, poi ne parliamo. Quello messo a segno 2 anni e mezzo fa a Montebelluna ai danni della Banca Popolare di Asolo e Montebelluna è stato sicuramente il colpo più audace nella storia dei furti messi a segno nella nostra provincia. Ancora oggi non è possibile quantificare con assoluta certezza l'entità di quel furto, sicuramente miliardario. Solo 780 milioni era il denaro in contante e poi gioielli custoditi nelle cassette di sicurezza. Una banda ben organizzata che in una notte riuscì a perforare il cavo della banca, svuotarlo e andarsene. Tutto perfettamente studiato. E i presunti autori di quel fantastico colpo compariranno lunedì mattina davanti ai giudici del Tribunale di Treviso. Sono 4 uomini imputati di furto aggravato, oltre a 3 donne accusate di favoreggiamento personale. Secondo il giudice istruttore Nicola Maria Pace, i 4 uomini, tutti romani, avrebbero concertato e messo a segno quel colpo. Come si è potuto arrivare a loro? Le indagini portate avanti dai carabinieri di Castelfranco partirono da un microscopico numero di telaio impresso sul bordo della carotatrice usata per forare il cavò.
e da quel numero si arrivò al negozio che avrebbe potuto mettere in commercio lo strumento. Quel negozio era proprio a Roma. In carcere finirono Giancarlo Di Massimo, Luciano Spadoni, Franco Berivi e Bruno Micheletti, che non riuscirono a fornire agli inquirenti spiegazioni e alibi convincenti. Parte della refurtiva venne in seguito recuperata, ma non tutta, ed ancora oggi su quel favoloso tesoro si cerca di mettere le mani per farlo tornare in possesso dei legittimi proprietari. Sa perché ho scelto questo servizio? Perché qui parlano del furto del secolo. Il furto del secolo successivo è molto più grosso di questo. È molto più grosso. Anche perché qui hanno trovato chi ha fatto il furto, l'altro devono ancora trovare. Cioè, una cosa vergognosa quello che è successo dopo. Chiaro che nessuno giustifica, anzi, chi ruba deve assolutamente pagare, però davvero ti ringrazio per avermi fatto questo assist, perché davvero la Veneto Banca, che noi partiamo dall'Asolo Montebelluna e al di là del Piave, sulla Banca Piva, sulla Vicentina si parte dalla Banca Piva, ok? Credo sia stato un furto che non ha uguali e spero non abbia mai nella storia. Solo nel mio comune, visto che prima mi chiamate perché io arrivo da Pederobba, solo Veneto Banca, dico solo Veneto Banca, ha lasciato per terra 53 milioni di euro. Vuol dire in vecchie lire, che noi ragioniamo, 100 miliardi. Quando i soldi valevano 100 miliardi col furto, quello era un regalo neanche di Natale fatto a un bambino piccolo, perché 100 miliardi compravamo tutta la provincia di Treviso, facevamo ogni casa con ogni piscina. Credo che con 100 miliardi arriva, per cui io credo, e oggi non c'è ancora un colpevole, questa è la verità. E oggi il famoso 30% che dovrebbero ridare, che è il nulla, ok? Per averlo bisogna avere dei commercialisti che lavorano solo per quello. Credo sia la follia all'italiana. Beh, insomma, però l'analogia ci sta tutta, insomma, piccolo furto, grande furto. Veramente però avete fatto... nell'87 si Mi levo il cappello per quello che avete fatto. Nell'87 si pensava che la Banca Popolare di Asolo Montebelluna sarebbe finita così. Assolutamente no. Io ricordo che tutte le nostre famiglie tenevano la miglior bottiglia per il proprio direttore di filiale che veniva a trovarti per farti gli auguri di Natale, perché era un'istituzione, era una persona che tutti, perché quelle, e ripeto, come l'ho detto anche in Parlamento, in commissione, quelli non erano degli azionisti, erano tutti risparmiatori, perché nessuno metteva i soldi come azioni, ma i soldi li metteva nella propria banca per sostenere quella banca, perché la banca del proprio territorio era la tua banca. Va bene, adesso allora invece andiamo avanti perché Pederobba è Cementi Rossi, anzi Cementi Piave, storicamente parlando. Certo. Allora adesso sentiamo un pezzetto di servizio che invece arriva da Venezia, anzi da Marghera. Nell'87 è il periodo dei fanghi della Montedison, fanghi che per decenni sono stati versati nel fondo della laguna, fanghi tossici che in parte ci sono ancora adesso. Sentite quale doveva essere la soluzione proprio per questi fanghi pensata dal Ministero. La Montefluos di Porto Marghera, uno degli stabilimenti Montedison interessati allo smaltimento dei gessi residui delle lavorazioni, ha chiesto una proroga di 17 mesi del permesso ministeriale per lo scarico a mare di tali materiali. Stando a quanto affermato dalla direzione, la scadenza del 2 febbraio sarebbe incompatibile con i tempi necessari per il completamento dei lavori di modifica dell'impianto di produzione di acido fluoridrico e per l'avvio della commercializzazione del gesso anidro presso i cementifici del Triveneto. Senta, ma da Cementi Rossi sono arrivati i fanghi della Montedison? No, non credo assolutamente. Da Cementi Rossi, ma io non ho niente da nascondere, perché l'ho sempre detto anche su trasmissioni che mi avete voi invitato, è sempre stata un'azienda che ha fatto le cose alla luce del sole, in maniera molto molto trasparente, come una campana di vetro, e ha lavorato sempre col territorio, nel territorio. Però è vero che i fanghi ricordo Marghera e Venezia, volevo ricordarlo, parlando della politica che c'era al suo tempo, un grande politico, Gianni De Michelis, che ce lo ricordiamo molto bene tutti, quando a suo tempo voleva portare l'Expo a Venezia, che fu molto criticato e tutti gli andarono addosso, probabilmente se qualcuno lo avesse ascoltato
ok? Forse quel territorio oggi avrebbe un'altra storia, un altro volto. Tornando a parlare della vecchia politica che sapeva la visione e dare un valore all'istituzione, perché io credo che la prima cosa che bisogna insegnare anche nelle scuole, valorizzare le istituzioni e avere rispetto alle istituzioni. La politica di oggi, che però sta a essere azzerata, perché ho visto anche le ultime elezioni, chi doveva aprire come la scatoletta del tonno si sta azzerando, le istituzioni non insegnava a rispettarle. Va bene, l'ultimo servizio, so che vado fuori di un minuto ma lo recupereremo più avanti, l'ultimo servizio lo voglio dedicare a sempre un telegiornale di 33 anni fa, siamo al 31 gennaio 1987, pensate, in quegli anni lì si introduceva il kiwi in questo territorio, vediamo questo servizio. 07 l'inserto. Il suo vero nome è Actinidia, ma tutti, per la facilità di pronuncia, lo chiamano kiwi. Ed è proprio di questo prelibato frutto che si è parlato stamane a Montebelluna nel corso di un convegno a carattere regionale organizzato dal Comitato per le Attività Agricole, dal Comune, dalla Proloco e dall'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana Mandamento di Montebelluna. La produzione mondiale di kiwi si è accresciuta rapidamente negli ultimi anni. In base ai dati più recenti, la sua consistenza avrebbe raggiunto il 1,5 milioni di quintali nelle principali zone di coltivazione, fra le quali primeggia la Nuova Zelanda. Nel nostro paese le prime coltivazioni di Actinidia sono sorte sul finire degli anni 60. Le stime più recenti parlano di 6.300 ettari investiti nel 1985 e ben 9.000 l'anno scorso. Nell'elenco regionale il Veneto si colloca al quarto posto per estensione coltivata, dopo Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. Il professor Franco Alvisi, docente all'Università di Bologna, nel corso del suo intervento, ha anche affrontato l'aspetto forse più apparente ed immediato, quello della redditività della cultura, che sembra sia molto elevata. In pratica conviene investire su questo prodotto, ha suggerito l'oratore, che può consentire la realizzazione di consistenti profitti anche in presenza di rese unitarie piuttosto contenute. E pur prevedendo che nei prossimi anni il livello dei prezzi tenderà al ribasso, ha concluso Alvisi, si può ritenere che permangano ancora condizioni del tutto favorevoli per una soddisfacente remunerazione della coltura. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Jamil Joseph del Centro Sperimentale Agricolo di Pozzuoli, Claudio Giulivo dell'Università di Padova e Paolo Mori dell'Osservatorio Malattie delle Piante di Verona. Domani, seconda conclusiva giornata del convegno, dedicata prevalentemente agli impieghi del kiwi. Interverranno un cosmetologo, un nutrizionista e saranno fornite ricette a base di kiwi dai cuochi del ristorante Celeste. A Sante Quaggiotto, presidente del Mandamento Montebellunese, spetterà il compito di chiudere i lavori. Leviamo il termine kiwi, mettiamo il termine prosecco e il risultato non cambia, giusto? Anche se non c'è tanta resa avrà comunque un bel prezzo ed è una coltivazione che nel futuro funzionerà tantissimo. Nel 1987 cominciava il kiwi, adesso? Guarda, intanto ti ringrazio dell'invito, ti faccio complimenti davvero per questa trasmissione che mostra la storia e ha un grande significato. Questo è l'esempio. I kiwi sembravano che avessero un'espura incredibile, hanno fatto in parte sicuramente, però poi, come hai detto bene la battuta, il prosecco ha superato ogni previsione. Io ricordo anche nel mio comune che 30 anni fa si diceva che era una terra dove il vino non poteva assolutamente venire, la vite non aveva una storia. Voglio invitare chiunque nel mio comune se trova 1 metro quadro di terreno che non sia di prosecco. Però il kiwi, la storia di questo kiwi, che è stata anche una fortuna. Certo, il kiwi, la storia di questo kiwi, il fatto che è stato introdotto, sembrava dovesse fare tanti soldi, adesso invece mi pare di capire in gran parte è sparito, che cosa deve insegnare invece a chi coltiva il prosecco adesso? No, questo è il pensiero, cioè guardando il passato, cosa dobbiamo vedere in futuro per il prosecco? No, io credo che bisogna assolutamente guardare a 360 gradi. La monocultura bisogna sempre stare un po' attenti, oggi sicuramente va bene, è andata molto bene in un periodo di crisi, per cui bisogna assolutamente, io mi auguro che continui perché sicuramente è un bene per un territorio, è un bene anche, diciamo,
che nel periodo dove le banche ci hanno disastrati, un po' un discorso dell'agricoltura, la fortuna anche del lavoro ha salvato in parte anche il nostro territorio. Però insomma diversificare. Però diversificare e guardare, credo che la storia è davvero del kiwi insegna. Va bene, grazie a Raffaele Barato, parlamentare, e complimenti ancora. Prossima volta che tiro fuori altre cose per Pedro la chiamiamo. Adesso noi ci fermiamo con un po' di pubblicità. Esatto, ma quella è un'altra storia che vedremo in un'altra storia, in un'altra puntata della nostra storia. No, perché quei kiwi adesso ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi ricominceremo e parleremo di case popolari. Per sollecitare la Giunta regionale del Veneto ad emanare una circolare interpretativa della legge regionale 12 dicembre 1984 numero 60 che disciplina l'assegnazione per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Sunia di Treviso e l'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, hanno indetto questa mattina una conferenza stampa presso la sede dell'associazione a Treviso, alla quale hanno partecipato Luciano Bellotto, segretario responsabile provinciale del Sunia, ed Urbano Milanese, presidente provinciale dell'ANMIL. Il problema riguarda gli inquilini delle case popolari e tutti coloro i quali fanno richiesta per accedere all'assegnazione di tali alloggi ed il relativo pagamento del canone d'affitto calcolato in base al reddito di ciascun componente il nucleo familiare. In tal senso lo IACP applica leggi nazionali e regionali. La legge e gli istituti considerano pertanto reddito ai fini del calcolo d'affitto rendite quali l'inabilità permanente, assoluta e parziale, gli assegni per l'assistenza personale continuativa, rendite per i casi di morte e gli assegni di morte o sussidi funerari. È infatti di questi giorni l'emanazione da parte dello IACP della provincia di Treviso di 2000 lettere destinate agli inquilini assegnatari per la dichiarazione delle loro entrate di qualsiasi natura, al fine di poter proiettare su questa base gli aumenti d'affitto. Sunia ed ANMIL cercano così di concordare con la Regione quali siano i redditi da calcolare e quelli invece da escludere, invitando gli enti ad una applicazione uniforme della esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Benvenuto a Zeno Giuliato, che è di IACP, anzi di ATA, insomma di Case Popolari se ne intende, bentornato più che altro. Allora, qui si parla delle case popolari che, con lo IACP che mandava le lettere per capire quanti soldi avevano gli inquilini, non c'era ancora l'ISEE a quel tempo. Ma il problema della casa è un problema che si presenta criticamente ogni 10 anni. Noi dobbiamo pensare che in Italia, rispetto agli abitanti, c'è il 7% di abitazioni popolari o di case per i lavoratori, mentre in Germania abbiamo il 40%, in Francia viaggiamo sul 30%. Cosa significa? Significa che il problema casa uno Stato credibile lo affronta e non è che i tedeschi abbiano meno soldi degli italiani per comprarsi una casa, è che lo Stato sociale tedesco consente che un cittadino, anziché indebitarsi, fare il mutuo, fare tanti sacrifici, paga un affitto equo e ha fiducia nello Stato perché la cosa viene gestita bene. Teniamo conto che a Treviso i partigiani nel 1945 istituirono un ente che si chiama Ente Liberazione ed è tuttora esistente. Che ha fatto delle case? Che ha fatto delle case, in provincia di Treviso ancora 250 appartamenti. Quindi c'era una sensibilità. E sono gestiti bene dall'ente di liberazione? Sono gestiti bene. Quindi significa che può funzionare? È un ente di liberazione, è una IPAB, forse? È un'associazione no profit in pratica, no? E quindi viene tutto reinvestito, viene tutto... E quindi, ecco, questo impianto è apparso all'inizio perché tutti ricorderanno il piano Fanfani,
il piano Fanfani fu subito dopoguerra la costruzione di case popolari, eccetera. Ma tutto questo che cosa ci ha insegnato? Cioè sono passati 30 e passa anni, al posto della lettera dello IACP adesso ti fanno fare l'ISEE, ma non è cambiato nulla di fatto. Non è cambiato nulla, peggiorando, perché la gestione degli enti è una gestione, nonostante ci sia stato Tangentopoli, Sì. è una gestione che tende ad essere uno strumento elettorale, cioè l'assegnazione non è sempre stata, non è avvenuta attraverso bandi di concorso, attraverso regolamenti. Questo appare formalmente, ma sostanzialmente noi ci siamo trovati nelle case popolari, nelle case per i lavoratori, ci siamo trovati con della gente che aveva redditi altissimi, con della gente che aveva... Amici degli amici. Amici degli amici. Senta, quindi abbiamo mille cose da raccontarci, comunque è interessante capire che insomma rispetto a queste immagini qua, a queste case popolari qua, al 1987 le cose non sono andate meglio, anzi forse sono peggiorate. Adesso torniamo in studio per parlare invece di sindacato, di politica, e ne parliamo ricordando una scomparsa che è accaduta giusto 33 anni fa, cioè di Paolo Cesca, che è stato un volto e soprattutto un personaggio molto importante della CGIL e comunque della sinistra a Vittorio Veneto. Vediamo il servizio sui suoi funerali. Addio Paolo. E le semplici parole scritte sullo striscione posto in cima al municipio di Vittorio Veneto hanno costituito il commosso commiato dei compagni e degli amici di Paolo Cesca, giunti questo pomeriggio da tutta la sinistra Piave, ma anche da varie località della provincia, per porgergli l'estremo saluto. È stata una manifestazione di cordoglio profondamente sentito, con una vastissima partecipazione di folla, a testimonianza della stima e dell'affetto di cui lo scomparso godeva all'interno del Partito Comunista e del sindacato. Cesca, lo ricordiamo, era infatti persona molto nota per il suo impegno e la sua militanza politica. Giovanissimo, nel contrastato periodo del dopoguerra, aveva preso parte alle lotte contrattuali e alle battaglie per la terra dei Mezzadri nel Vittoriese. Aveva lavorato come operaio e aveva conosciuto l'esperienza dell'emigrazione, divenendo poi dirigente della Feder Mezzadri. Alla fine degli anni 60 lo chiamarono poi a dirigere la Camera del Lavoro di Vittorio Veneto e nell'80 divenne segretario della CGIL della sinistra Piave. Infine nell'85 fu posto alla direzione del sindacato CGIL Trasporti, venendo anche a ricoprire la carica di consigliere comunale del PC a Vittorio Veneto. 30 anni di solida milizia che gli sono stati riconosciuti oggi con l'omaggio di un imponente corteo che ha attraversato le vie del centro di Vittorio Veneto con le rappresentanze di sezioni del partito, comitati di fabbrica, del sindacato e delle organizzazioni partigiane. L'estremo saluto in un'atmosfera di severa compostezza, da cui trapelava tuttavia molta commozione, è avvenuto al cimitero comunale, dove la cerimonia funebre con rito civile, presente anche il sindaco Concas, si è conclusa. Perché ho fatto vedere questo servizio? Tanto perché funerali così non se ne vedono più, cominciando dalle bandiere rosse mi pare, no? E poi perché c'era, al di là del fatto che la cerimonia è laica, c'è stata la partecipazione di un'intera comunità che era quella vittoriese, perché tantissima gente. Che emozione rivedere questo servizio e soprattutto ripensare a queste persone, questi sindacalisti e questi politici? Ma l'emozione, se la rapporti a quello che è Vittorio Veneto adesso, diventa ancora più grande, perché un comune di sinistra, il primo sindaco di laico, Vittorio Veneto lo ebbe nel 1956 con il sindaco Paul Del Mengo, repubblicano, e naturalmente con la partecipazione dei comunisti, dei socialisti. Quindi è stato quello che ha rotto la barriera sostanzialmente tra i comuni della Marca. Insomma, è il primo comune gestito dalle sinistre in provincia di Treviso. E a fasi alterne il repubblicano, Concas e i socialisti, e il Partito Comunista a fasi alterne era presente. Quindi un comune di sinistra, marcatamente di sinistra, legato alla storia della resistenza dei partigiani del Consiglio, oggi c'è stato
e c'è ancora il trionfo della Lega. Quale mutamento genetico? Sarebbe lungo il discorso, ma sul funerale voglio dire anche di Cesca che vi era la formazione sindacale che... Intanto rivediamo un po' le immagini, Italo, il nostro regista, facciamo rivedere un po' le immagini così intanto sentiamo bene il commento e rivediamo le immagini. Sì. Dicevamo? Che questa tradizione che viene dal vecchio socialismo, quando furono costituite le prime case del popolo, e a Vittorio Veneto la CGIL di fatto la sede era una casa del popolo. Andavano cittadini di tutti i colori politici. Sono gli anni in cui le bandiere con la faccia del martello, insomma, troneggiavano un po' dappertutto. Adesso di bandiere con la faccia del martello non se ne trovano più. Sì, c'è stata questa mutazione anche del Partito Comunista, dove non i nemici dei comunisti, ma i comunisti stessi lo hanno fatto affondare il Partito Comunista. Sono stati i comunisti a sciogliersi, no? È un gruppo dal punto Allora adesso il Partito Democratico ha delle radici anche su questa gente, oppure è tutta un'altra cosa il PD, visto da un comunista? Il Partito Democratico... Ecco, guardate la sezione. Sì, il Partito Democratico, io tra l'altro sono stato il primo in Italia a costituire il comitato contro lo scioglimento del Partito Comunista, prima che questo avvenisse. E costituimmo un comitato appunto contro l'abrogazione del nome e del simbolo del Partito Comunista in provincia di Treviso. Naturalmente il processo che porta allo scioglimento è un processo che parte molto prima dell'89. Già all'interno del Partito Comunista, ai tempi di Craxi, c'era un nucleo di vecchi e di giovani che seguivano il riformismo di Craxi. Quindi diciamo che l'inizio della fine comincia con la morte di Berlinguer. Infatti Berlinguer muore sconfitto dai suoi compagni, nel senso che Berlinguer si oppone alla politica di Craxi, tant'è che Craxi propone l'abolizione della scala mobile e della contingenza, quindi, cioè un sistema retributivo che ogni 3 mesi veniva riadeguato sulla base del costo della vita. E questo, l'abrogazione ha significato, della contingenza, della scala mobile, ha significato dare alla grande impresa, agli imprenditori, 20.000 milioni di lire all'anno. Parliamo di lire allora, 20.000. E aumentare il divario. Quindi il divario non veniva colmato da un sistema perequativo come la contingenza che ogni 3 mesi sulla base del costo della vita ti riadeguava lo stipendio, il salario. Questa politica di Craxi veniva seguita da un'orda di comunisti riformisti, i quali il riformismo significava in certo qual modo seguire le tendenze economiche, cioè il costo della vita, il costo del salario, la competizione e in pratica il neoliberismo, insomma. Il neoliberismo. Ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi riprendiamo, perché questo è un tempo in cui si parla molto di ambiente, si parla molto di attenzione all'ambiente. Allora vi porto, dopo la pubblicità, in mezzo alla laguna alle 3 del mattino, tra qualche istante. Nulla da fare, il comandante dà l'ultima per 10 di questa mattina.
Ecco, stiamo vedendo l'immagine di un servizio del 1987, esattamente il 30 di gennaio, quindi esattamente ieri, 33 anni fa. Questo è l'assalto dei Verdi a una delle navi che portavano i fanghi della lavorazione della Montedison direttamente in laguna, famosi fanghi inquinanti terribili, da cui poi cominciarono a venire fuori tutta una serie di prescrizioni e portarono addirittura alla chiusura della Montedison. Le immagini sono uniche, con l'assalto dei Verdi, tra l'altro c'è anche un giovanissimo Gianfranco Bettin che cerca di fermare questa nave, e qui si parla dei Verdi. Zeno Giuliato, sono passati i tempi in cui la gente rischiava come adesso, cioè come in quei tempi per l'ambientalismo. Adesso c'è poca gente che rischia stile Greenpeace. Ma c'è una contraddizione tra l'assenza, l'insufficienza degli adulti sui problemi dell'ambiente, mentre abbiamo il fenomeno positivo dei giovani in sostanza, no? Da Greta, ma anche le sardine sono legate al discorso dell'ambientalismo e sollecitano la sinistra ad affrontare questa problematica. Mentre continuiamo a vedere queste immagini, ricordo bellissime e uniche di assalto, secondo lei questi potremmo definire le sardine di 33 anni fa? Eccolo qua, no, definirei le avanguardie della cultura ambientalistica, le avanguardie che hanno avuto anche una fortuna elettorale che poi è decaduta per mancanza di protagonismo, non so. Ma adesso, ad esempio adesso in cui si parla molto di ambiente, si parla molto di riscaldamento climatico, eccetera, sì. Non è che manchi proprio una forza politica, cioè i Verdi non ci sono almeno da noi, e torneranno? Secondo me i Verdi hanno avuto anche personaggi illustri come Bettin, che è tuttora in campo nonostante gli anni che sono trascorsi, no? Però avevamo Boato che è stato ministro anche nel nostro paese, quindi non si spiega come questa cultura dei Verdi sia in un certo momento decaduta, ma il decadimento deriva dal fatto che l'azione politica dei Verdi non è riuscita in Italia a penetrare nella coscienza delle masse, a livello di massa come abbiamo avuto in Francia o in Germania, no? Eppure ci fu il tentativo della sinistra di creare una coscienza ambientalista. Io ricordo che Enrico Berlinguer nel 1973 era la prima volta che il Partito Comunista faceva una iniziativa ecologica ambientale. Nel 1973 fece una 3 giorni a Venezia, e questa 3 giorni che fece a Venezia, andando a parlare nelle isole, parlando con i veneziani, andando a Marghera magari, dove c'era. È andato a Marghera, eccetera, e fece anche un grande comizio oceanico in quei tempi, no? E lui dava proprio questa indicazione: dobbiamo uscire dalla protesta che facciamo nelle fabbriche per la salubrità nei posti di lavoro, perché dobbiamo parlare di salubrità nell'ambiente, di salubrità nel territorio, di salubrità per quando la politica è avanti e non indietro. Sì. Lì era un esempio di politica, quando la politica guardava avanti. Quanta nostalgia per quel tipo di politica. Senta, a proposito di politica, cosa ne pensa di un Pinocchio anarchico? Ci sta? Forse Pinocchio era un po' anarchico. Le faccio questa domanda, però adesso faccio vedere un servizio che è proprio sempre dell'87 ed è a Venezia, e questo Pinocchio anarchico viene presentato ai bambini, pensate, in uno spettacolo al Goldoni. Guardate. Pinocchio suscita fantasia e divertimento. Questo il leitmotiv che ha caratterizzato l'incontro odierno tra la compagnia teatro dell'Arca e gli alunni di scuole medie ed elementari di Venezia. Pinocchio, ovvero storia di un anarchico. Questo è il titolo del lavoro presentato dalla compagnia teatrale diretta da Laura Lotti, che stamane al Teatro Goldoni di Venezia ha lietato bambini e maestre in 2 ore di divertimento e buon umore. La storia è quella classica, con una punta però di ironia in più, ed anche con un pizzico di modernità e di comicità che non fa mai male, soprattutto per un pubblico così esigente come quello dei più piccoli.
Poche immagini a significare un trionfo della storia, come è naturale, degli attori, ma soprattutto di loro, i piccoli spettatori in frenetica attesa del prossimo carnevale veneziano. L'entusiasmo, dall'inizio alla fine, è stato al settimo cielo, e non solo per il lavoro della compagnia dell'Arca, ma anche per le telecamere televisive. Ecco come ci hanno accolto. Potenza dei media già in quegli anni, la televisione, come Sì, dire, sicuramente, una gran macchina. Però non mi meraviglio di uno spettacolo così a Venezia. No? Perché... Cioè però Pinocchio agli anarchico ai bambini. Non mi sorprende perché Venezia è stata su tanti settori all'avanguardia, e quindi anche così nella comunicazione, nel teatro, eccetera. Dobbiamo metterci in testa che Venezia, dopo la liberazione, introdusse nelle scuole elementari l'insegnamento della musica, e questo servizio, no, nelle elementari durò fino al 1985, molto... Quindi innovativo. Sì. Nessuno insegnava musica alle elementari, ma la didattica non era così di provare, di azzufolare. C'era un insegnante di musica proprio, mi ricordo di Severino che era un ceco, no, Severino che era un ceco, originario di Vittorio Veneto, che insegnava nelle scuole elementari, insegnava musica, e quindi c'erano musicisti che insegnavano musica. E quindi c'era un'apertura mentale. Quindi c'è sempre stata un'apertura, un aspetto, perché io Pinocchio lo ricordo come, potrei definirlo così, uno che va controcorrente, un trasgressore. Un trasgressore, no. Anarchico significa sottolineare un aspetto politico che è quella, gli anarchici in una certa anche visione, non sono quelli delle bombe, no, gli anarchici sono anche quelli dell'autogoverno. Si racconta, ad esempio, che a Carrara gli anarchici avevano un bar autogestito e ognuno si faceva il caffè e pagava, tipo l'osteria senza oste, insomma. Sì, sì. Quindi possiamo dire che in fondo l'autonomia del Veneto è un'anarchia. Solo che il bar di Carrara è fallito, perché però... poi, al di là della denominazione, delle ideologie, eccetera, poi l'uomo no, lei è un po' su questa cosa qua, è sempre un'utopia. Allora, visto che parliamo di teatro, adesso vi faccio vedere un teatro come probabilmente molti di voi non l'hanno visto, molti altri invece sì, ed è il Teatro all'Eden di Treviso, prima che cominciasse, diciamo così, l'epopea De Poli. Ma ancora prima dell'epopea De Poli, parliamo dell'87, già il Comune di Treviso aveva cominciato a pensare di rimetterlo in piedi. Guardatevi il servizio dell'inserto 13, guardatevi com'era il Teatro all'Eden negli anni 80. Dopo lo commentiamo. Quelle che vediamo sono le fatiscenti strutture del Teatro Eden, che sorge nell'omonima zona trevigiana. Quando fu costruito agli inizi del Novecento, in uno stile liberty molto in voga in quell'epoca, pareva destinato a ben altri fasti, patrocinato com'era da quella Piani che riusciva a lavorare anche nel dorato mondo hollywoodiano. Poi vennero due conflitti mondiali e a cominciare dal secondo dopoguerra iniziò il declino, che negli ultimi anni aveva portato l'ex Bel Teatro ad essere usato come deposito attrezzi della sezione servizi del Comune di Treviso. I tempi duri sembrano comunque finiti. La collaborazione tra Stato, Regione, Comune e Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali del Veneto ha portato alla decisione di ristrutturare interamente il vecchio teatro, e stamane il vice sindaco di Treviso Tullio Guadagnin, assieme alla sovrintendente ai beni culturali dottoressa Gabrielli Pros e al progettista architetto Luciano Gemin, ha consegnato all'Unione Cooperativa di Castelfranco i lavori di
di restauro. Si tratta di un primo stralcio per 320 milioni di lire, ma alla fine la cifra impegnata, buona parte della quale è attinta dal FIO grazie all'impegno di Regione e Sovrintendenza, sarà di 1 miliardo e 300 milioni. L'opera finita salvaguarderà totalmente lo stile Liberty dell'edificio e consentirà di ottenere una struttura polifunzionale dove ospitare concerti e teatro, ma anche conferenze e riunioni del più svariato genere. Naturalmente, ha tenuto a sottolineare il vice sindaco Guadagnin, prima che sia operante il teatro, verrà trasferita altrove la sezione servizi, così stridente nel contrasto con quel che dovrà essere il teatro stesso. Della novità si è dichiarato molto soddisfatto anche il presidente della Proloco Tarvisium, Giordano Anselmi, che ha però anche ricordato come 3 anni fa sia stata proprio la Proloco a sollevare il problema, coinvolgendo e trovando pieno appoggio da parte del presidente della regione Bernini. Ma cosa si prova a vedere quell'Eden lì, in quelle condizioni? Sì, il servizio lo dice, no? Il teatro fu costruito da Piani, questo magnate industriale lombardo, che qui subito dopo la prima guerra mondiale costruì come potremmo dire, una comune capitalistica. Lui, oltre al teatro, costruì le case per tutti i suoi lavoratori, i suoi dipendenti. Una parte di case sono ancora esistenti, che sono vicine all'Eden, tra l'altro. Sono vicino all'Eden, una parte sono andate distrutte. Però aveva costituito anche una cooperativa di consumo dove gli operai potevano fornirsi di vestiario e di alimenti. E l'asilo nido, scuola materna, quindi aveva creato una struttura come avveniva in quel tempo in Germania, veniva anche a Milano nelle grandi... Anche Marzotto mi pare a Valdagno. Anche Marzotto ha una caratteristica di questo tipo, no? C'è proprio una cultura del capitalismo illuminato? Un capitalismo che pensava di intervenire socialmente per essere protagonisti. Ecco, ma in quel caso, ad esempio, la politica come entrava? Cioè era diciamo così l'imprenditore e il Paron che faceva anche politica allora? Sicuramente non la faceva direttamente, ma però aveva una visione. Però questa visione la cancella il fascismo, dove il fascismo in pratica fa prevalere la grande industria, il grande capitale, vede i Volpi di Misurata con la costruzione a Marghera negli anni 30, no? Così come tutta una serie di politiche, il fascismo si allea alla grande industria in pratica. Lo sviluppo dell'artigianato lo abbiamo alla fine della seconda guerra e per quanto riguarda il merito va alle organizzazioni cattoliche, prima ancora che alla Democrazia Cristiana, quando si schierano contro i grandi centri industriali perché creano idee socialiste, creano idee eversive, ci sono i comunisti che sono egemoni, e quindi contro la grande concentrazione, e lanciano lo slogan una casa sotto ogni campanile. Una fabbrica ogni sotto campanile? Non una casa, una fabbrica no, sotto ogni campanile. E ci fu poi anche la dispersione il modello nord-est. Modello nord-est. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e visto che abbiamo parlato di politica vi farò vedere un politico molto conosciuto, tra l'altro legato al teatro all'Eden, tra qualche istante. Il movimento giovanile della Democrazia Cristiana vuole capire e far capire anche agli altri le profonde motivazioni ideologiche che sono state e continuano ad esserlo alla base del partito. Con questo spirito le sezioni del movimento giovanile di San Vendemiano e Codogné hanno organizzato quest'oggi all'Hotel Prealpi di San Vendemiano un incontro sul tema La Democrazia Cristiana, un partito popolare, democratico, nazionale di ispirazione cristiana. Oltre a ciò, il movimento giovanile ritiene, con questi incontri, di svolgere uno dei compiti fondamentali: formare ed informare, essere un gruppo di incontro e di stimolo e, nell'immediato futuro, poter invitare gli esponenti politici democristiani di maggior spicco della provincia di Treviso.
Oggi è toccato all'onorevole Dino De Poli, presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, rompere il ghiaccio su un tema, quello già enunciato, molto interessante e stimolante. Molti danno per scontato, ha detto De Poli, il significato di Democrazia Cristiana, ma non è così. La DC non è un partito banale. Difficile sì lo è, ha aggiunto De Poli, perché è portavoce di numerose istanze, di numerosi progetti, di numerose idee. Ma la Democrazia Cristiana, ha ricordato il presidente trevigiano, oltre alle definizioni specifiche del tema, va anche considerato partito pluralista e solidarista. De Poli, nel suo lungo discorso, ha anche menzionato un importante compito, quello della formazione politica e del reclutamento. Una volta questo compito, egli ha detto, era affidato a numerosi movimenti, come ad esempio le ACLI. Oggi la ricerca di nuovi giovani dediti alla politica è rivolta a ciò che possono offrire le varie sezioni comunali. Un iter meno sicuro, per cui è sempre più difficile reclutare giovani preparati. Fra i presenti vanno sottolineati 2 responsabili e organizzatori dell'iniziativa, Fabio Soneghet ed Evaristo Cettolin. A questo incontro ne seguiranno altri, il 21 febbraio con Tina Anselmi e Lino Armellin, in marzo con Pavan e Malvestio ed infine ad aprile con il presidente della Regione Veneto, Carlo Bernini. È sempre più difficile trovare giovani preparati da inserire in politica. A me sembra che sono passati oltre 30 anni ed è sempre più difficile trovare giovani che come dire, comincino con la politica, o no? Sì, io dopo le mie modestissime origini studentesche, nel senso che mi sono diplomato a 37 anni al Ricati, sono andato a lavorare da ragazzetto e nella mia militanza frequentai la scuola di partito il Marabini di Bologna e le Frottocchie di Roma, ad Ariccia. Erano scuole di partito. Ma com'erano queste scuole di partito? Cioè lì imparavi veramente? Cioè erano scuole quadri? Scuole quadri innanzitutto... E cosa insegnavano? Perché la gente non lo sa. I rudimenti della storia, parlo di rudimenti perché andavamo per fasce di formazione istruttiva, no? C'erano i corsi per i ragazzi di quinta elementare, c'erano i corsi per le scuole superiori, c'erano i corsi anche per gli universitari. È tutto organizzati al partito. Aveva 5 scuole, ad Albinea in Emilia, a Fageto Lario a Como, Fratocchie ad Ariccia a Roma e il Marabini a Bologna. In Veneto no? No, in Veneto no. In Veneto c'era la DC. Senta, abbiamo poco tempo, però nostalgia per quel tipo di formazione che formava la politica? Ma ecco, la formazione politica così come De Poli la rappresentava è quello che avveniva grosso modo nei 3 grandi partiti, DC, PCI e Partito Socialista. Forse il Partito Socialista faceva corsi più brevi, ma era anche impegnato in questo tipo di formazione. E oggi rispetto a quello che vedo in politica c'è molta nostalgia per dico, la politica formativa ha lanciato l'esempio di Di Vittorio, il più grande sindacalista italiano della nostra storia, aveva la quinta elementare. Allora, voglio dire, c'è nostalgia oppure c'è tanta ignoranza? Ignoranza della politica. Perché qui se non c'è formazione e chi poi come dire, deve decidere, cioè fa politica, se non è formato che cos'è? Il problema, sai, una definizione non saprei trovarla. Quello che manca? Quello che manca è che non c'è una risposta rispetto alla modernità della comunicazione, perché se la comunicazione, questo strumento eccezionale, no, della modernità, favorisce i demagoghi e favorisce i manipolatori, no?
tu non hai in televisione, non hai per radio, non hai con altri strumenti, non hai mai una comunicazione rotonda, organica, eccetera, hai una comunicazione per slogan. E chi usa gli slogan più bassi vince. Vince. Senta, ma di Dino De Poli, che abbiamo visto nelle immagini e di cui abbiamo sentito il punto di vista del delegato DC, lei racconta qualcosa nel suo ultimo libro? Perché noi ricordiamo che Zeno Giuliatto è anche uno scrittore, ha fatto una serie di libri, l'ultimo è Il filo rosso di Zeno, che adesso Zeno tiene in mano, che è pieno di aneddoti particolari legato alla sua, diciamo così, attività, alla sua storia di vita, ma anche a luoghi di Treviso, no? Sì, e di De Poli si parla? De Poli, forse il Caide d'Oro. De Poli si abitava a San Nicolò, quindi in pratica abitava vicino al tempio di San Nicolò, però era dentro i confini della Caide d'Oro, oggi Cale dall'Oro, no? E la Caide d'Oro erano considerati i bassi di Treviso, cioè dove dal Medioevo il quartiere aveva ereditato una popolazione di saltimbanchi, di gente che va per strada con l'organetto, di artisti che vanno per strada. Questa era l'eredità dataci dal Medioevo. Poi la Caide d'Oro, un centro medievale bombardato dagli anglo-americani, il famoso 7 aprile del 1944, e questo quartiere è stato abitato da gente povera, da sottoproletariato, diciamo da ladri di galline. Allora possiamo dire che De Poli è l'esempio di come dal sottoproletariato si può arrivare ai vertici, visto che poi lui è diventato... No, lui non proviene dal sottoproletariato, lui ha già una famiglia diciamo più agiata e così via. Però secondo me lui ha avuto una grande scuola, perché lui prendeva voti, ha preso voti da quel quartiere. Non votavano comunista perché erano poveri, molti votavano De Poli perché era un democristiano che sapeva interagire, che sapeva la dialogare. Rappresentanza famosa che noi tendiamo a perdere adesso. Certo. Allora, il tempo sta scivolando via, sento già come dire, il regista nelle orecchie che mi dice guarda che dobbiamo chiudere, però allora a questo punto Zeno Giuliatto apprezza lo sport. Lo apprezzo molto perché l'ho praticato. L'ho praticato come tutti quelli della mia generazione all'oratorio, perché nel dopoguerra c'era sbandamento, c'erano i ragazzi di strada, c'era la povertà, i ragazzi che andavano scalzi, nelle periferie i ragazzi si disperdevano, andavano a nuotare nelle buche delle bombe, le buche prodotte dalle bombe, andavano a nuotare sulla Piavesella, sul Sile, eccetera, però c'erano poi gli oratori che erano affollati, oggi sono deserti. Lì è importante il ruolo della Chiesa allora, anzi dei parroci più che della Chiesa. Sì. Ecco, che sport ha praticato? Calcio? Dunque io ho praticato il calcio con l'Aurora Calcio. E poi ho avuto un breve approccio con il rugby, nel senso che... Passagioli? Le giubbette rosse? No, non con la Tarvisio, ancora con il Peron, che il Peron organizzava un torneo dei bar. Organizzava un torneo dei bar dove nei quartieri si formava una squadra di rugby e naturalmente... Allora, l'ultimo servizio glielo faccio vedere perché proprio il tempo io sono immeritatamente io sono stato tesserato in eccellenza. Pensa. Perché ho giocato a rugby con la squadra dell'esercito. Addirittura. Però immeritatamente, insomma, non ero un campione certamente. Anche se dopo il rugby forse lo sport più, diciamo, nel cuore dei trevigiani è il basket. Dico questo perché ho recuperato sempre da questi giorni del 1987, in particolare della telegiornata del 26 gennaio, un servizio in cui si vede intanto una Benetton in A2, un po' come adesso
il basket Treviso che è in A2, e un po' con gli sponsor di prima e di dopo, ovvero con la Liberty e con Benetton. Guardate questo servizio iniziato il 16. Il campionato di A2 di pallacanestro è entrato nella sua fase più calda, alla luce soprattutto dei risultati di ieri che hanno decretato la sconfitta della Benetton. I biancoverdi a Fabriano non sono riusciti infatti ad imporre la propria levatura, chinandosi a 3 secondi dalla fine a 2 tiri liberi di Servatio. La battuta d'arresto dei trevigiani ha così permesso l'aggancio della Liberty Firenze alla vetta della classifica. Uno strano destino che accomuna ora i due sponsor della marca in questa estenuante rincorsa alla 1. Nelle immagini vediamo proprio le due squadre riprese in occasione della vittoria dei toscani e la prima di ritorno. L'aggancio della Liberty propone una disamina che esalta le doti di un vecchio amico della squadra trevigiana. Parliamo di Aldo Bordignon, che con il suo marchio sta ripetendo a Firenze quanto era riuscito a fare 8 anni fa a Treviso, partendo dalla B per arrivare alla massima serie. Ecco l'ex presidente della P Treviso al nostro microfono. Questo è motivo di orgoglio da parte mia, in quanto sono due società molto vicine, anche sentimentalmente parlando, ovviamente, in quanto la mia appartenenza non è cancellata, c'è sempre la Marcotte, eccetera, fatta eccezione quando invece non ci troviamo a doverci scontrare. Questo però io credo, pronostico comunque che Treviso, data la situazione in cui è, la società in cui è, eccetera, alla fine il primato non glielo toglie nessuno, per cui credo, a differenza di noi che viviamo questo momento in maniera per la prima volta, Treviso ha una storia, ha una tradizione oggi e può arrivare benissimo in A1. C'è arrivato e c'è anche ritornata proprio con Universo Treviso, però facendo quel percorso che abbiamo sentito, questo percorso, e poi era molto bella quell'immagine, magari poi Italo ce la farà rivedere, di Gilberto Benetton e appunto dello sponsor Liberty, quindi del passato, del presente, in questo futuro di un Universo Treviso che insomma continua la storia del basket. Lo sport a Treviso, ma i Benetton che, diciamo così, hanno sorretto lo sport a Treviso. Dunque sicuramente, però va anche detto che da imprenditori loro hanno utilizzato lo sport per l'azione di mercato che dovevano condurre. Ci ricordiamo che avevano la Formula 1 e nella Formula 1 vinsero parecchio. Che giovane che è Gilberto Benetton. Sì, ragazzi. Ora, quando hanno vinto a Detroit si sono ritirati dalla Formula 1, cioè avevano già fatto l'azione di mercato negli Stati Uniti con 3-4 anni. Quindi c'era una visione, diciamo, comunque imprenditoriale. Sì, naturalmente, anche pur essendoci una passione di Luciano in questo caso per il rugby e Gigi Gilberto per il basket. Però va anche detto che il basket, il volley, eccetera, dopo una stagione gloriosa, importante, sempre a merito dei Benetton, anche quella venne chiusa. Però adesso, ad esempio, il basket ha ripreso con, diciamo, l'azione reato diffuso, non è più un singolo sponsor, ma sono in tanti, c'è una comunità che si è mossa. Certo, bene. Comunismo anche nello sport? No, chiamiamola collegialità. Va bene, è finito il tempo. Zeno Giuliato, è stato un piacere rivedere le immagini storiche con lei. Tornerà a trovarci. Abbiamo parlato pochissimo del suo libro, ne parleremo un po' di più la prossima volta, d'accordo? Non ci sono problemi, quasi tutto di quello che abbiamo parlato è presente nel mio libro, perché è un libro di storie. Grazie a Zeno Giuliato, grazie a tutti voi per l'attenzione. Si conclude qui questa puntata della nostra storia. E adesso non mi resta che ringraziare per l'ascolto e noi ci vediamo come sempre venerdì prossimo. Grazie, arrivederci.